Quanti sommelier tutti insieme sono una rarità, ma per una volta solo pochi di loro sono al lavoro. Per gli altri è una serata di festa, l'atto conclusivo di Alba Vite, il vino dal cuore solidale che Ice Veneto propone a Natale ai suoi soci ed amici. Quest'anno la delegazione di Padova ha proposto una Magnum di Gemola 2007, uno dei più premiati vini dei Colli Euganei, grazie al quale sarà possibile sostenere il progetto del centro missionario Fidei Domus, che lavora nel cuore del Kenya, nella diocesi di Nyahururu, dove lavora Don Sandro Ferretto, missionario veneto. Il nostro cavallo di battaglia è il Gemola e abbiamo scelto un Magnum del 2007 che è stata una grande annata. È stato un piacere avere messo a disposizione questa riserva di vino prezioso. Direi obiettivo centrato perfettamente anche oltre le attese. Abbiamo piazzato sul nostro pubblico di associati e di affezionati la bellezza di 340 Magnum che ci hanno dato la possibilità di staccare un assegno di 6.000 euro e di poterlo dedicare a questa associazione che in Africa si dedica ad attività solidali. Alba Vite è già la quinta edizione e dopo questi risultati certamente non si ferma. Quello che abbiamo raccolto quest'anno ci dà veramente grande forza d'animo e voglia di continuare su progetti ancora più ambiziosi. Vino che fa bene e che contribuirà così al programma Amani Sasa, che significa pace ora, della Mochongoi Catholic Parish. A giorni partirà il progetto. Una causa molto grande ma anche molto semplice che fa incontrare gruppi di giovani di etnie diverse anche in difficoltà di relazioni anche molto forti tra loro, che dovrebbe fare da catena, da trasmissione di valori anche per gli adulti, perché purtroppo le loro famiglie, da una parte pastoralisti, dall'altra agricoltori, non vanno molto d'accordo sullo stesso territorio per rispartirsi le varie risorse di cui hanno bisogno. Quindi attraverso l'educazione di ragazzi più giovani c'è veramente la speranza di far crescere una cultura di incontro e di pace tra queste diverse etnie della Rift Valley del Kenya, Pokot, Kalenjin e Kikuyu. Per il 2016 Alma Vite sarà promosso dall'AIS di Belluno, ma visto il successo dell'iniziativa è possibile che le edizioni raddoppino. Comincio ad iniziare a pensare che Alba Vite ci vada stretto quasi con l'iniziativa natalizia e che abbia la possibilità di avere un fiato più lungo.